Alex aveva saputo della festa tramite un tam tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone, dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa saranno le indagini ad accertarlo. La procura, con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia, ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa, ma che se presa in quantità maggiori potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave, da sempre pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani. Ha una lesione all'addome ed un morso, forse causato da un animale. Inoltre aveva l'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina. Poi l'allarme e le ricerche, la speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello.